Oggi, come nel video qui in alto a destra, parleremo di obbligazioni, anche note come bond, e non c'entra niente James Bond. Non parleremo di titoli di Stato, come abbiamo fatto di solito negli ultimi mesi, ma parleremo in generale di obbligazioni, anche quelle cosiddette corporate, cioè quelle emesse da privati e non da enti pubblici. Per comprendere fino in fondo questo video vi consiglio anche di vedere quello qui in alto a destra sulle agenzie di rating, perché parleremo anche di quello. Le agenzie di rating sono sostanzialmente delle agenzie che danno dei punteggi, e dei punteggi che riguardano la capacità di un'impresa o di uno Stato di ripagare i propri debiti. In quel video ci eravamo soffermati sui titoli di Stato e in particolare il caso Italia. Tuttavia la stessa cosa si può fare anche con privati e in particolare ci sono alcune regole molto stringenti per quanto riguarda le banche che devono dotarsi di sistemi interni di rating oppure affidarsi ad agenzie esterne. Tutte queste regole sono derivanti dagli accordi di Basilea e probabilmente nelle prossime settimane ne parlerò su questo canale. Ad ogni modo, sostanzialmente le banche si dotano di questi sistemi o interni o esterni per concedere prestiti con giudizio, in modo che molti dei loro clienti non siano insolventi, cioè non ripaghino i propri debiti. Tornando a parlare di agenzie di rating, queste esprimono i propri giudizi sulla base della maggiore o minore rischiosità, individuando proprio delle classi di rischio che vengono contraddistinte con della simbologia che non è uguale per tutte quante le agenzie purtroppo, va tipo con dei simboli AAA, AAB eccetera, ma non sono tutte quante uguali. Una cosa che accomuna tutte quante le agenzie per quanto riguarda i giudizi è la macro distinzione tra investment grade e speculative grade. In pratica si distinguono le obbligazioni con un rischio elevato, che sono speculative grade, e cioè chi sta andando ad investire in quelle sta scommettendo sulla capacità di rimborsare i propri debiti di imprese oppure stati poco affidabili, rispetto a quelle investment grade, che quindi sono obbligazioni o titoli che sono un po' più sicuri per il semplice motivo che vengono emessi da enti un pochino più affidabili. Fin qui abbiamo fatto un grande riassunto di quello che ci serviva per capire l'argomento del video di oggi, e il fatto è che questi soggetti non hanno sempre lo stesso grado di rischio. Cambia nel tempo, si può modificare nel tempo il grado di rischio di un'impresa o di uno Stato. Essendo costantemente monitorati, può essere che questi titoli scendano da una classe di rischio a quella leggermente inferiore, e quindi si parla di declassamento. Se questo declassamento avviene portando un titolo che era investment grade a speculative grade, si dice che sono titoli fallen angel, che quindi significa angeli caduti, ed è un'immagine molto evocativa. Le obbligazioni che si caratterizzano per essere del tipo speculative grade si dicono anche high yield bond, e garantiscono dei rendimenti molto maggiori rispetto al resto dei titoli di quel tipo, per il semplice motivo che se vai ad investire su un soggetto che è poco solido hai un sacco di rischio e per quel rischio dovrai essere remunerato di più del normale. Direi che a questo punto possiamo andare a vedere quanto rendono in media questi tipi di obbligazioni, e ci tengo a precisare che si tratta di medie. Gli high yield bond rendono solitamente il 7,15%, mentre gli investment grade solitamente rendono il 5,95% di media, oltre un punto percentuale di stacco, che sembra poco ma in investimenti è tantissimo. Nonostante il divario sia così ampio, vi invito a riflettere anche su un altro punto. Queste sono medie, significa che all'interno ci sono anche quei titoli che sono borderline tra investment grade e speculative grade, e significa che alcuni titoli basta un solo declassamento per diventare high yield bond, mentre ad altri titoli basta un solo passaggio verso l'alto per diventare investment grade. Questa differenza quindi si giustifica col fatto che all'interno di questa media ci sono titoli poco differenti tra di loro che sono però in categorie opposte. Se eliminiamo questo genere di investimenti, il divario diventa enorme. Molto spesso c'è da dire che chi investe in questi bond non lo fa acquistando un singolo bond, lo fa acquistando delle quote di ETF. Degli ETF ho già parlato nel video qui in alto a destra. Riassumendo, sono dei fondi che vanno ad investire in una grossa pluralità di titoli e che vanno quindi a replicare un indice. Ne esistono di diversi tipi, anche dedicati agli high yield bond. Il più noto agli investitori italiani è questo qui, che replica l'indice iBoxx US Dollar Liquid High Yield Capped.
Questo indice fa riferimento a oltre 1000 obbligazioni di diverse società. Questo significa che investendo in questo ETF stiamo diversificando il nostro investimento, andando sostanzialmente ad investire in più di 1000 società diverse. Questa tipologia di ETF è considerata come un'alternativa valida al comparto azionario. Tuttavia, nel momento in cui investi in questo genere di ETF, stai investendo in qualcosa che di nome ha speculative. Questo significa che stai assumendo un grosso rischio. Già dal nome capite che è un grosso azzardo e io da non investitore lo considero assolutamente un grosso azzardo. L'altro aspetto sul quale mi voglio comunque soffermare, come avevo già detto prima, è la diversificazione, l'effetto diversificazione di investire in questo genere di ETF, perché realmente stiamo investendo in 1000 obbligazioni di 1000 società diverse. Avendo investito in questo ETF, se una di queste società dovesse fallire, tu non perderesti più di tanto, per il semplice motivo che non hai investito in una sola società, hai investito in 1000 società diverse e questo abbassa di molto il rischio specifico, cioè il rischio collegato ad un singolo titolo. Quello che però così non viene eliminato è il cosiddetto market risk, il rischio che quel mercato, il mercato di quelle 1000 imprese, vada male tutto quel comparto scende. E in quel caso l'ETF scende con lui. In questo grafico potete chiaramente vedere che cosa significa rischio di mercato, per il semplice motivo che diversificare non ti protegge dal rischio che ti porta ad esempio una pandemia. Fate molta attenzione, della diversificazione ho comunque già parlato in un paio di video che trovate qui in alto a destra. Anche questo video è giunto al termine. Prima di passare alla citazione economica, vi chiedo se questo genere di video un po' più tecnici vi piace, lasciatemelo scritto nei commenti e mettete mi piace a questo video per favore. Un economista è un uomo che esprime l'ovvio in termini di incomprensibilità.